I teatri di Napoli, dall'Enciclopedia della canzone napoletana di Ettore De Mura. Torniamo al 1969 e scopriamo qual era la situazione di allora. Teatro 2000 fu un popolarissimo teatro sorto nella zona del Corso Garibaldi, in via Fra Gregorio Carafa. La sua sala era ampissima, capace di contenere con i posti di loggione 2000 spettatori. Fu costruito dall'ingegner Masullo per conto di Gustavo Cuccurullo, noto impresario napoletano, nel 1956. Fu palcoscenico di spettacoli di varietà, riviste, sceneggiate, audizioni di Piedigrotta. A questi si alternarono i film. Per decenni l'impresa fu condotta da Alfredo Razzieri. Diventò il tempio della sceneggiata napoletana. Dopo il 1969, alcuni di questi teatri hanno cambiato forma, nome, gestione. Sono attivi ancora oggi o nel peggiore dei casi non esistono più. Ma tutti sono stati palcoscenico per molti artisti che hanno creato quel grande bagaglio di cultura nato a Napoli. Non vi scordate